Benissimo, allora benvenuti a tutti e grazie per la vostra presenza. La conferenza stampa di oggi intende presentare un importante evento che si terrà nella città di Verona in 2 giorni, il 28 e il 29 marzo, più precisamente nel centro sportivo delle piscine Montebianco, un evento sportivo ma anche sociale che ha come elemento cardine quello dell'inclusività e anche della cura sotto tanti punti di vista della persona e veniamo introdotti al contenuto di questa manifestazione attraverso questo breve video. Abbracciata collettiva, una maratona di nuoto per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Unisciti a noi il 28 e 29 marzo per un evento speciale in contemporanea in tante città italiane. È molto più di una semplice nuotata, è un gesto d'amore e solidarietà, un momento per abbattere barriere e connetterci attraverso l'acqua. Vieni a scoprire le città che ospitano l'evento seguendoci su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo in vasca per nuotare insieme ai ragazzi della TMA. Unisciti a noi il 28 e 29 marzo e fai parte di questo abbraccio collettivo. Ecco, come avete visto, il tema è quello della giornata sulla consapevolezza relativa appunto all'autismo e giornata nazionale che vede tutta una serie di eventi lungo la penisola. Anche Verona si fregia del fatto di essere coinvolta e parte attiva nella celebrazione di questa giornata e diciamo questo può avvenire grazie all'impegno in prima persona di tante persone, tra le quali vorrei citare e chiamare qui per un saluto introduttivo Laura Bocchi. Sì, grazie al capogruppo Matteo Pressi per questo invito e grazie anche al capogruppo Riccardo Barbisani. Io oggi qui sono in veste di mamma di un bambino, Ludovico Ernesto, che da qualche tempo frequenta la terapia multisistemica in acqua, che è qualcosa di molto particolare perché aiuta noi famiglie a gestire quei problemi comportamentali che i nostri bambini hanno in un elemento, per loro oserei dire quasi naturale, che è l'acqua, perché è calmante, perché li aiuta nella formazione, nell'abilitazione di nuove competenze che loro naturalmente non riescono ad avere, ed è stato per me un incontro importante, per me e per la mia famiglia, perché ci ha aiutati a gestire il nostro bambino anche poi nella vita di tutti i giorni, lontano dalla piscina, ma con competenze che la piscina riusciva a portare avanti. E oggi qui, al di là della terapia multisistemica in acqua, parliamo dell'abbracciata collettiva, che per noi è un momento, se vogliamo, formale, ma anche metaforico, particolare, perché sono 24 ore di un evento, appunto, 24 ore di terapia, 24 ore di incontri, 24 ore di momenti assieme. 24 ore cosa sono? Sono una giornata. E cosa vogliono rappresentare? Vogliono rappresentare tutto quel tempo che noi viviamo con i nostri figli, e lo viviamo anche di notte, lo viviamo quando gli altri stanno facendo altre cose, quando gli altri magari si riposano, e noi questo non lo riusciamo a fare perché le notti insonni non sono diciamo eventi rari o straordinari per noi. E quindi questa pensata di questa manifestazione, di queste 24 ore, ci vogliono dire che chi fa terapia multisistemica in acqua e tutti gli operatori che girano comunque attorno a questo evento ci vogliono dire: noi ci siamo. In queste 24 ore noi ci stiamo inventando degli eventi e dei procedimenti, delle attività che vi accompagnino, perché vogliamo dimostrare che vi abbracciamo, che stiamo con voi, e che quindi vogliamo farvi sapere che non siete soli e che il vostro bambino, il vostro ragazzo, il vostro figlio o figlia adulto, noi lo riconosciamo
e vi stiamo accanto. E quindi secondo me è un'idea meravigliosa, al di là della terapia in sé che, come ripeto, è fantastica, abilitante, e chi poi si approccia a questa attività, ed è il motivo per cui sta avendo enorme successo in tutta Italia, non la lascia più. Ma ci sentiamo accompagnati non solo nei momenti giornalieri dell'attività, ma anche in tutte le altre attività che questa associazione, questa organizzazione vuole portare avanti, che sono attività che avvengono per esempio anche nei fine settimana. Ci sono fine settimana di sollievo. Io ripeto tantissimo la parola sollievo perché è quello che ci serve come genitori, ma anche le vacanze, ne parlavamo fuori dai microfoni poc'anzi, perché anche questo sembra una cosa sciocca, ma non lo è, perché tutte le famiglie che hanno dei ragazzi, degli adulti, dei bambini che vivono nello spettro dell'autismo, magari con la gravità per cui legge 104 articolo 3,3, spesso non riescono ad andare in vacanza. Perché non ci sono strutture che vogliano accogliere dei ragazzi che urlano, che si buttano a terra, che hanno dei comportamenti che chiaramente non sono compatibili spesso con la vacanza di altre persone che dicono io voglio godermi la mia vacanza. Bene, anche noi vogliamo godercela, ma non è sempre così facile. Ecco, grazie a questa organizzazione noi riusciamo anche a goderci delle vacanze. Ecco, volevo fare questi appunti che magari un po' si discostano dall'evento in sé, ma perché fanno parte dell'evento. Ecco, questo evento in 24 ore vuole raccontarci cosa questa organizzazione fa per noi genitori in tutta la nostra vita. Ripeto, ci accoglie tutti i giorni, ci accoglie nei fine settimana, ci accoglie nelle vacanze, si inventa delle modalità per farci sentire sempre parte di qualcosa, e la bracciata, termino come ho iniziato, è proprio il modo per dire noi vi abbracciamo, noi ci siamo sempre, ci siamo di giorno, ci siamo nei fine settimana, ci siamo anche di notte. Grazie. Grazie Laura. E la parola al collega Riccardo Barbisan per un saluto. Buongiorno, grazie a tutti, grazie ai presenti, grazie a Matteo che ha organizzato questa conferenza stampa, e grazie a tutti coloro che attorno a questa giornata della bracciata collettiva dedicano il loro tempo a una situazione così complessa nella quale si trovano le famiglie che hanno dei familiari coinvolti nell'autismo o in situazioni comunque di fragilità. Credo che non conosco l'associazione al 100%, ma so che il Veneto procede da questo punto di vista grazie a moltissime persone, volontari che si mettono a disposizione, che gratuitamente danno il loro tempo, rubano il tempo alla famiglia, al lavoro, per fare delle cose straordinarie. Il Veneto che conosciamo sarebbe ben diverso da quello che potrebbe essere se non ci fossero il 20% dei cittadini del Veneto che fanno i volontari, e proprio le realtà come queste dedicate al sociale, al mondo del sociosanitario, sono coloro che ne beneficiano maggiormente. Sarebbe ben diverso, come dicevo prima, il Veneto se non ci fossero queste persone. Noi abbiamo anche la fortuna come regione di essere la capitale del volontariato, e quindi un ringraziamento va appunto a chi se ne occupa di queste persone gratuitamente, in modo assolutamente per liberalità personale. E poi sono contento che in Consiglio regionale, poco dopo la chiusura delle Paralimpiadi, la prima conferenza stampa che viene organizzata si occupi di questi temi della disabilità, proprio parlando di Verona, che è stata anche la capitale
delle Paralimpiadi, perché lì si sono aperti i giochi, c'è stata la cerimonia inaugurale nella splendida Arena di Verona. Che cresca questa sensibilità che hanno portato anche le Paralimpiadi in Veneto nei confronti delle persone che a vario titolo hanno delle disabilità, che non sia un momento, quello che abbiamo vissuto, nel quale c'è stato grande coinvolgimento, perché c'era sempre la stampa attorno, anche se devo dire che ho notato che tra l'attenzione della stampa per le Paralimpiadi e per le Olimpiadi normali ve n'è stata una differenza enorme, cioè non potevamo non sapere di un atleta italiano che vinceva la medaglia d'oro, ma quando era un atleta paralimpico che vinceva la medaglia d'oro potevamo anche non saperlo, perché ahimè devo dire che i mezzi di informazione non avevano seguito sempre con la stessa dovizia le gesta dell'uno e dell'altro. Quindi come Consiglio regionale mi piace proprio il fatto che oggi parliamo di disabilità e cresciamo insieme in questa successione di eventi che appunto ha visto le Paralimpiadi in Veneto, perché non restino un evento isolato, ma che formino una coscienza collettiva. Quindi io ringrazio ancora Matteo per la sensibilità che ha dimostrato, Laura che conosco personalmente e so della condizione che vive, ma la ringrazio anche perché conosco la sua testimonianza di vita, di donna, di mamma, che non si è mai data per vinta un momento, nonostante la situazione non possa essere semplice, e che comunque resta per tante altre persone che vivono la stessa condizione una speranza per poter andare avanti, e ha una testa che pensa non all'io, ma pensa a tutta la comunità delle persone che stanno insieme a chi è in maggiore difficoltà, e quindi ha una coscienza collettiva che oggi purtroppo non è così riscontrabile facilmente. La ringrazio personalmente insieme a tutti coloro che sono qui presenti, e spero che il Consiglio regionale possa ospitarvi ancora. Grazie. Grazie. Chiamiamo qui Luca Dal Moro, che è il direttore dell'impianto della piscina Monte Bianco di San Michele Extra di Verona, che ospita la manifestazione nelle 2 giornate. Buongiorno a tutti, intanto grazie. Pulsante. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il capogruppo per l'ospitalità e le autorità presenti in questa prestigiosa sede. Devo dire che per noi è sempre importante. Noi come gestori dell'impianto dove si svolgerà la manifestazione, intanto devo dire che subito abbiamo, per usare un gioco di parole, abbracciato la richiesta della Team EA di Mirko, proprio perché siamo gestori di impianti, ma siamo una società sportiva. Noi facciamo sport, e lo sport e l'inclusione sono 2 cose che devono andare a braccetto, e devo ringraziare caldamente tutti i nostri atleti, perché appena ho richiesto la loro collaborazione si sono subito manifestati per dare una mano, per partecipare, per nuotare tutta la notte come sarà in questo evento, e quindi questo è un motivo di orgoglio da parte nostra come società sportiva, perché vuol dire che oltre ad atleti abbiamo cresciuto uomini, che è la cosa principale dello sport, e c'è bisogno di uomini in queste difficoltà, e lo dico anche da padre di un figlio con una disabilità importante. Seguo quello che ha detto Laura, di non essere soli, che è una cosa che capisco bene, e comprendo l'importanza, forse tutti devono comprendere, di fare rete. TMA in questa giornata ha messo insieme tante realtà, dalle società sportive a chi è un professionista della gestione delle disabilità, ai genitori. Ecco, io credo che questa sia la chiave vincente, e senza questa rete non si riuscirà mai a fare niente per la disabilità, per lo sport, eccetera. Solo l'unione di queste realtà può aiutare e può dare sollievo e può far crescere i nostri ragazzi e i nostri sportivi, perché sicuramente per i nostri atleti sarà un momento di crescita personale importante, e quindi ringrazio ancora la TMA per l'occasione che ci ha dato di aiutarla, e il Consiglio per averci accolto in questa giornata importante. Quindi grazie a tutti. Grazie al dottor Dal Moro. Chiamo qui Mirko Cuglietta, che è il coordinatore della terapia multisistemica in acqua a livello regionale per il Veneto.
Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità e questo spazio che avete dedicato alla bracciata collettiva. Siamo felici di presentarvi questa manifestazione che per la prima volta si terrà a Verona. Ringrazio Luca, che è intervenuto prima, per l'ospitalità come struttura non solo a livello di abbracciata collettiva, ma tutto l'anno ospita i nostri ragazzi che all'interno fanno TMA. Ringrazio Laura come gruppo mamme che ci sostiene e ci supportano sia nell'iniziativa ma sia in tutte le attività che proponiamo come attività. Siamo felici di presentarvi questa bracciata che ha come obiettivo chiaro la sensibilizzazione e l'avvicinamento al tema dell'autismo. Parto proprio da questo, cioè che cos'è la TMA? La TMA è un intervento terapeutico specializzato che utilizza come l'acqua un attivatore emozionale, sensoriale e relazionale. E tramite questo abbiamo creato quella che è la bracciata collettiva, che è un'esperienza grazie al quale possiamo unire le famiglie, ma anche i centri sportivi, ma anche le classi dei ragazzi. Infatti durante l'evento si susseguiranno anche i centri diurni dove partecipano attivamente i nostri ragazzi. Detto questo, volevo lasciare poi la parola nello specifico alla mia collega e vi ringrazio per questa opportunità. Grazie a Mirko. E allora, come ha preannunciato Mirko, interviene ora Federica Pagin, che è psicologa dello sviluppo e dell'educazione ed è operatrice della terapia multisistemica in acqua. Grazie mille. Ringrazio tutti per l'ospitalità e questa grande occasione che ci state dando questa mattina per raccontare di noi e raccontare del nostro lavoro, che in realtà, come mi piace dire, è più che un lavoro, è quasi una nostra modalità di vita. Ecco. Allora, io vi racconto un po' di storia, sarò breve, sulla TMA. Allora, nasce circa 20 anni fa e ci piace dire un po' per caso, quando i dottori Giovanni Ippolito e Giovanni Caputo all'epoca erano giovani studenti di psicologia e istruttori di nuoto, e nelle loro attività con i ragazzi con disabilità hanno osservato questi grandissimi cambiamenti che avvenivano nell'ambiente acqua e appunto tutte quelle che potevano essere le difficoltà, quindi non so, il mantenimento dello sguardo, piuttosto che la relazione, piuttosto che lo stare a contatto con un'altra persona. Sembrava che appunto nell'ambiente acqua queste grandi difficoltà che si presentavano in un ambiente naturale, okay? Una scuola piuttosto che a casa, piuttosto che in un giardino, sembrava quasi che l'acqua le abbattesse queste barriere. Da questa intuizione iniziale è nato poi un vero e proprio metodo, un metodo strutturato con degli obiettivi chiari, condivisi da chi? Condivisi dagli operatori, che ad oggi sono circa più di 200, che vengono supervisionati da degli psicologi, e quindi ci viene a dire che la TMA, quindi la terapia multisistemica in acqua, metodo Caputo Ippolito, non è un corso di nuoto, ma è veramente un intervento a tutto tondo, è un intervento a 360 gradi sulla vita, insomma, di questi ragazzi, ma non solo, perché è anche poi estremamente collegata, estremamente agganciata a quella che è la vita delle famiglie. Infatti nel 2017 si può trovare nella Rivista Internazionale dell'Autismo e dei Disturbi dello Sviluppo le evidenze scientifiche che documentano i benefici di questa terapia su diversi ambiti in realtà del funzionamento del bambino con disturbo dello spettro autistico, insomma sulle neurodivergenze. Oggi in realtà il nostro approccio è un approccio con una forte base cognitivo-comportamentale,
però che va ad incorporare diversi modelli teorici di riferimento e soprattutto va a lavorare su diversi sistemi di funzionamento della persona, quindi sull'aspetto emotivo. Il primo passo che si fa quando arriva un bambino in piscina è proprio capire le sue emozioni, cosa sta provando in quel momento. Può essere grande paura per essere in un ambiente nuovo, può essere grande felicità perché sono appunto vicino a una piscina o in un posto dove mi trovo bene, dove sto bene. Posso anche arrabbiarmi, questi miei bambini si arrabbiano ed è giusto accogliere anche la rabbia. L'aspetto poi relazionale, quanto in realtà è importante nella diade operatore bambino, nasce tutto da lì. Se si parte bene con la relazione, poi mi piace dire è tutto in discesa, quindi sia a livello terapeutico, ma poi in realtà nella relazione anche con le famiglie e soprattutto con loro anche. L'aspetto comportamentale, l'aspetto motorio, l'aspetto, ecco appunto motorio, perché comunque siamo in acqua e mi agganciavo al discorso di prima, non è semplicemente non è solo un corso di nuoto, ma il bambino sta in acqua, quindi imparerà a galleggiare, imparerà a battere le gambe, imparerà a fare proprio l'aspetto più strettamente motorio, natatorio, ecco. Ultima cosa, così non mi dilungo troppo. Siamo presenti in tutta Italia, ma io da veneta, doc, mi piace dire quanto in realtà nel Veneto siamo presenti, ci troviamo a Padova, ci troverete a Verona, ci trovate a Treviso, ci trovate poi... basta? Vabbè. Dobbiamo ancora approdare a Venezia, ma magari, chi lo sa, magari approderemo anche lì. E ci sono centinaia appunto di operatori che sono formati, che vengono supervisionati giornalmente dagli psicologi e in realtà quanto la TMA sta diventando adesso veramente una terapia importante per i ragazzini, insomma, che hanno disturbi dello spettro autistico. Concludo dicendo che appunto la bracciata collettiva, siamo arrivati alla 10ª edizione, sarà presente in contemporanea proprio in 8 città italiane e l'idea, proprio il significato è molto semplice di questo momento. Chiunque può partecipare dalle 7:30 del sabato alle 13:30 della domenica, anche semplicemente condividendo lo spazio d'acqua. Perché il significato molto semplice sta proprio che ognuno di noi, la collettività, fa un piccolo passo in avanti verso questo mondo che è l'autismo, che non è da considerarsi una bolla chiusa, ma è un mondo che ci si può avvicinare, ci si può confrontare e lo dico da professionista, fa crescere non per le teorie che ho applicato e che applico, ma ti fa crescere proprio come persona. Ecco, quindi invito tutti a venire a condividere uno spazietto acqua, anche solo a galleggiare, anche solo a stare a mollo per almeno 15 minuti con i nostri ragazzi e quanto in realtà sarà per loro importante farsi vedere non solo nelle difficoltà, ma anche nelle grandissime capacità che hanno e che dimostrano. Io ad esempio personalmente, adesso in questo momento condivido questa cosa, sono in pausa perché sono diventata mamma e quindi domenica verrò a Verona con la mia bambina e condivideremo appunto mezza mattinata, perché verrò solo domenica, con i nostri ragazzoni della TMA. Grazie a Federica. E nel frattempo l'assessore a Roma mi ha comunicato che è ancora a Palazzo Balbi con il Presidente, non riuscirà a raggiungerci, ma comunque saluta tutti quanti noi e formula anche lei i migliori auspici per l'ottima riuscita di questo evento. Intanto volevo ringraziare ognuno di voi per il contributo che date, sia personalmente sia coordinando tutto il gruppo di persone e di volontari che si occupano di organizzare questa giornata, ma che in realtà è un po' la punta dell'iceberg rispetto a tantissime attività di cui mi ha parlato Laura e che ovviamente meritano il nostro applauso. Noi come Regione sul tema delle condizioni dello spettro autistico siamo impegnati nel cercare soprattutto di potenziare sempre di più la nostra rete di vigilanza neuroevolutiva nella fascia 0-3 in modo da avere un numero di diagnosi precoci sempre maggiori
alle quali corrispondono molti benefici sia per la persona sia per il sistema sanitario regionale, perché ovviamente in primis c'è l'interesse dell'individuo e della sua famiglia laddove la diagnosi è precoce, gli interventi sono meno invasivi e soprattutto danno la possibilità di risultati di piena riabilitazione della persona o comunque vicini alla piena riabilitazione della persona. E poi è un vantaggio per l'intera collettività e per il sistema sanitario regionale, perché a diagnosi precoci corrispondono cure più efficaci da un lato, meno costose dall'altro, e poi si evita il problema, o si cerca di evitare o limitare il problema numero uno, che è quello dell'istituzionalizzazione della persona, la quale comporta ovviamente una diminuzione della qualità della vita dell'individuo, un impatto sulla sua famiglia e costi molto prolungati nel tempo e di grande entità per il sistema pubblico. Quindi noi anche quest'anno, con una delibera dell'11 febbraio, abbiamo destinato 3 milioni proprio per il finanziamento della nostra rete di vigilanza neuroevolutiva, perché riteniamo che al di là della cura e del supporto che è garantito nei confronti delle persone che hanno già la loro diagnosi, sia fondamentale intervenire soprattutto nella fase iniziale di esordio della condizione dello spettro autistico. Quindi cerchiamo anche noi, tramite le strutture del sistema sanitario regionale, di fare la nostra parte, peraltro anche in collaborazione con l'Università di Verona, con la quale abbiamo recentemente anche finanziato uno studio. Sapete che a Verona abbiamo uno dei centri di eccellenza a livello nazionale per lo studio neuropsichiatrico, anche nella fase dell'età evolutiva, e noi parte dei fondi che ogni anno destiniamo alla ricerca scientifica sono stati appunto anche indirizzati verso questo tipo di attività all'interno del territorio regionale. Quindi c'è sia la fase di cura, c'è anche la fase di sostegno alla ricerca attraverso, mi piace sempre ricordarlo, il nostro sistema sanitario regionale si compone anche di 3 centri che non sono solo centri di cura, ma sono anche 3 enti del sistema sanitario regionale che fanno ricerca scientifica. L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, la sua gemella di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto. Quindi non c'è solo la cura, c'è anche la continua ricerca assieme al sistema universitario di nuove tecniche, nuovi metodi e nuovi risultati. Quindi grazie a tutti voi, perché ovviamente quello che noi facciamo non è mai sufficiente se non è coadiuvato dall'attività a titolo di volontariato o a titolo professionale di tantissime persone. Grazie e buon proseguimento a tutti.